Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Una nuova ondata di maltempo ha attraversato la nostra regione ieri sera, provocando danni a partire da numerose cadute di alberi che hanno interessato il Bassanese. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Bassano del Grappa, dove c'è per noi Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto nel tardissimo pomeriggio di ieri e nella serata non ha risparmiato l'area del Bassanese e del Marosticense. Fortissime raffiche di vento, tantissima pioggia hanno provocato la caduta di alberi nel territorio di Bassano del Grappa, rami finiti sull'asfalto con strade bloccate e disagi. Fortunatamente, lo diciamo subito, non ci sono persone ferite, ma è andata davvero bene. Qui siamo in Viale delle Fosse, uno dei viali principali della città. Con noi l'assessore Andrea Viero, assessore ai lavori pubblici, al verde, all'ambiente, e l'assessore Andrea Zonta, invece assessore in questo caso alla Protezione Civile. Li ringrazio per la disponibilità e per essere qui a raccontarci quello che è accaduto a Bassano. Vi dicevo, è andata davvero bene perché qui in Viale delle Fosse, in questo vialetto pedonale, un grosso tiglio è finito a terra, ma anche in altri punti della città registriamo alberi caduti su piste ciclabili. Quindi assessore Viero, tracciamo un bilancio di quello che è successo nella serata di ieri. Sì, diciamo che alla fine è andata anche bene. Un vento costante, raffiche di vento per tutto il pomeriggio. È chiaro che insomma qualche albero poi ha ceduto. Il bilancio alla fine è positivo, nonostante appunto ci siano stati degli schianti, nessuno si è fatto male, e dove insomma ci sono stati questi alberi caduti si è intervenuti immediatamente. Si è intervenuta immediatamente, assessore Zonta, alla Protezione Civile del Comune, che ha provveduto ovviamente a liberare le strade. Raccontiamo anche che la strada verso Varrovina, che è una frazione collinare di Bassano del Grappa, è rimasta parzialmente chiusa proprio per la caduta di un albero sulla carreggiata. Sì, come accade sempre in questi casi, già l'allerta era arancione della Regione Veneto, c'è lo stato di attivazione del COC comunale per eventi atmosferici. La Protezione Civile, coadiuvata chiaramente sempre dai Vigili del Fuoco, è intervenuta ieri sera e in alcune zone hanno aiutato i Vigili del Fuoco o in qualche modo autonomamente sono intervenuti come in Viale delle Fosse per liberare alberi e rami da passaggi pedonali piuttosto che carreggiate. A Varrovina, come sempre, nella zona alta, quella che poi collega con la strada provinciale che va verso Asiago, c'è una zona molto delicata dove abbiamo fatto più interventi e dove il collega sta già ancora intervenendo in questi periodi, e lì c'è stato un albero che si è piegato su strada, sono stati sfrondati i rami e il pericolo è rientrato. Dopo l'emergenza ovviamente ci si interroga sul perché, assessore Viero, gli alberi vengono monitorati. Abbiamo visto quello che è successo a Milano qualche giorno fa con una donna colpita da un albero, sfortunatamente deceduta. Allora, assessore Viero, il perché è accaduto questo e soprattutto che cosa sta facendo il Comune per monitorare le piante del territorio? Allora, teniamo conto che come territorio abbiamo circa 8.000 piante, quindi è chiaro che abbiamo un programma di monitoraggio, delle prove ovviamente di trazione a tenuta come in questo caso sono necessarie. Su Viale delle Fosse apro una parentesi specifica: è vero che è caduto un albero, però se andiamo a vedere gli schianti dei rami non ci sono stati, perché è stata fatta una potatura mirata proprio al contenimento delle fronde in maniera tale da evitare situazioni pericolose. Nel caso specifico invece è collassato proprio la pianta, e questo insomma ci darà modo di fare eventualmente delle prove di trazione proprio sugli alberi del viale. Monitorati in queste ore anche i parchi pubblici? Sì, chiaro, ieri sera insomma passata l'emergenza, da questa mattina si è partiti con il monitoraggio dei parchi per vedere se ci sono situazioni di pericolo, se ci sono dei disagi da fare o delle piante da eliminare.
Filippo, da Bassano del Grappa è tutto, io ringrazio gli assessori Andrea Viero e Andrea Zonta, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle in collegamento in diretta da Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Allora andiamo a vedere i danni che sono stati provocati da quest'ultima ondata di maltempo a partire da quello che è successo a Cordignano, che è stato uno dei comuni più colpiti. In 5 minuti si è accorto mio fratello, che l'avevamo visto ancora diciamo discretamente bene, e è uscito e ci ha detto è alto e il tempo di andare di sopra. Acqua e fango? Soprattutto fango, acqua sì tanta, perché poi siamo scappati, perché altrimenti rimanevamo anche noi qua, intrappolati. Sono attimi di panico, la pioggia intensa e gli occhi fissi sul Meschio. Tutto è accaduto in un attimo, il fiume si è alzato ed è esondato. Si è consumato l'ennesimo dramma per cittadini, negozianti e imprenditori. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua e fango. La gente si è messa subito al lavoro. Questa volta non solo il Meschio è esondato, allagando completamente la piazza e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Per tutta la notte i cittadini si sono rimboccati le maniche per spalare il fango e far defluire l'acqua che con forza ha distrutto tutto quello che si è trovata di fronte. Guardate il cancello, la forza dell'acqua lo ha completamente divelto, poi l'acqua è entrata in questa strada portando fango e in quel cortile. Si sono salvate soltanto le case che avevano queste paratie qua. Erano circa le 9 e mezza. È salito un attimo di 1 metro e poi tutto in un colpo è venuto fuori, è arrivato fino a dove vedi i detriti e è sceso fuori, c'era il disastro, c'era acqua da tutte le parti, da dietro, da davanti, dal ponte, da qua, da tutto. È stanotte che lavorate? Sì, fino alle 5 di stamattina, siamo qua a pulire. E non è la prima volta questa? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda. Vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta. Siete anche arrabbiati, giustamente. Se arriva il sindaco, te ti do che va dentro e dica anche se passa qua a Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori e con la IAM. La rabbia e l'esasperazione della gente che si trova a combattere questo disastro per l'ennesima volta. Intanto li comprendo assolutamente i cittadini e li sono anche vicino per quello che può servire, perché stanotte ho visto veramente situazioni difficili. La soluzione per Cordignano c'è. Dal 2020 sono iniziati dei lavori per fare questo bacino di laminazione a Monte del Meschio, prima dell'intersezione del Caron e della Friga, appunto nel Meschio, che ci porta giù quest'acqua. È chiaro che bisogna dare, dal mio punto di vista, assoluta priorità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di intervento. So che è stato finanziato in parte, quindi bisogna lavorare, perché se non si fa questo bacino, Cordignano tornerà sott'acqua alla prossima occasione. Intanto si guarda verso il cielo, sperando che non torni a piovere. Però sentiamo anche le voci dei residenti a Cordignano, quelli che hanno subito i danni maggiori. L'acqua entra nel mio cortile 70 centimetri dietro, perché esonda là, esonda qua, che c'è una curva del Meschio, esce e non riesce neanche a defluire sulla stradina secondaria che abbiamo qua, la via Armando Diaz. Tante testimonianze di chi per tutta la notte ha lavorato, ma anche cittadini che hanno aiutato chi si è trovato ricoperto di acqua e fango. Ci siamo sentiti abbandonati, ci racconta il titolare di questa osteria. Quanta acqua le entra? Noi sui 80 centimetri. Adesso noi stiamo ripristinando tutto, ma abbiamo danni perché non funzionano più i free, non funziona, l'impianto elettrico non funziona, è un disastro, un disastro. E dicevo, non è cambiato niente dal 2020 ad oggi? No, niente assolutamente, anzi. Pochi passi siamo nella gelateria del paese, qui tutto è andato distrutto. Nel giro di 5 anni di nuovo, e come vedete è tutto distrutto, noi e altri insomma hanno avuto danni ingenti. L'acqua è entrata da dove?
Da dietro, nel nostro caso da dietro, e poi ha sfondato la porta di un portone dietro e da lì è andata oltre le paratie che avevamo messo e di conseguenza insomma ha distrutto tutto. Il titolare della macelleria aveva aperto l'attività solo a febbraio, anche per lui danni ingenti. Si ricomincia? Sì, appena iniziato si riparte nuovamente, cerca di ripartire insomma a testa bassa e lavorare, basta. Quello è, purtroppo non si può fare altro, inutile stare qua a piangere e lamentarsi. Il territorio ferito dall'ennesima esondazione, gli occhi arrossati di chi non ha dormito, di chi ha perso qualcosa. Il magazzino che è completamente andato distrutto, di merce che si distrugge se prende un po' di acqua, dai mangimi alle granaglie, ai pellet, ai tronchetti. Tutto da buttare via? Tutto ancora da buttare via. Per fortuna che eravamo a casa e ci siamo accorti prima. Da stanotte siamo qua a lavorare. Paura anche? Tanta, perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba di genere e si è spaventato. Il sindaco chiederà lo stato di calamità nei prossimi giorni, la conta dei danni. Questa è dunque la situazione a Cordignano. Adesso invece ci colleghiamo in diretta a Miane, dove si trovano per noi Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto, perché problemi ce ne sono anche lì, vero Cristian? Buongiorno. Cristian? Credo che abbiamo qualche problema con il collegamento con Cristian Arboit, e allora nel frattempo andiamo a Farra di Soligo, dove ha esondato il Rio Farra. Il sindaco Mattia Perencin ha chiesto lo stato di crisi per calamità naturali. I danni al momento sono incalcolabili. E questo è il risultato, tutto da buttare. Il negozio appena fatto, tutto nuovo. Il 9 di novembre aveva fatto, perché è di mia figlia, i 20 anni. Una bomba d'acqua che dalle 8 di sera fino alle prime luci dell'alba non ha dato scampo ai cittadini di Farra di Soligo, che si sono ritrovati sommersi letteralmente da un fiume in piena che ha travolto tutto. Nella notte l'esondazione del Rio Farra ha trasportato anche una marea di fango, invadendo gli scantinati, i giardini, i garage, le attività commerciali sulla piazza, arrivando fino al cimitero, chiuso temporaneamente per allagamento. Sotto accusa da parte dei cittadini la pulizia del Rio e dei tombini, aperti a mano nella notte per far defluire l'acqua. Con questo fango, con tutto così, i tombini si sono intasati e qui correva un fiume d'acqua, perché adesso è pulito, perché questa notte siamo stati qua fino alle 2 con le pompe d'acqua in modo di pulire e di aprire. Non ti dà mai una mano nessuno qua, è poco a fare, però ti mandano la bolletta della pulizia, il consorzio te la manda la bolletta, puliamo, paghiamo, perché poi vengono fuori queste cose. Vabbè, così si fa. Un'accusa che viene pronunciata anche da chi ha la casa proprio adiacente al corso d'acqua esondato, come questo residente che ha riportato danni incalcolabili dalle auto alla casa al giardino. È con un canale di scarico, non è che sei una fiume, è un canale di scarico, però il comune non pulisci mai là sotto, quindi si ingruma tutto quanto e forza via. Venuto fuori a tutta l'acqua, è fatto un disastro. Nella giornata il sindaco Mattia Perencin ha comunque tenuto alta l'attenzione, chiudendo la viabilità da e per Collagù per ripulire le strade, aprendo per tutto il giorno il centro di recupero dei materiali da smaltire. Una quantità di oggetti, mobili, attrezzi, strumenti di lavoro che non potranno più essere recuperati. Oggi nelle colline del Prosecco è una brutta giornata, ma si guarda comunque avanti. Noi siamo veneti, sappiamo arrangiarci e quindi giù tutto. Si riparte sempre, a voi. Si riparte sempre dunque. Mi dicono che possiamo ripartire anche noi con il collegamento di Cristian Arboit, che si trova con Nicoletta Rizzetto a Miane. Buongiorno Cristian.
Buongiorno Filippo, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che adesso ti mostra quello che era il sentiero che porta a Malga Mont, uno dei sentieri più frequentati, percorsi qui a Miane, perché proprio a Miane ci troviamo, uno dei comuni più colpiti dall'ultima ondata di maltempo, ondata che è durata di fatto 48 ore da lunedì sera, da lunedì notte fino a oggi, fino a queste ore. Qui con me c'è il sindaco Moreno Guizzo, sindaco di Miane, che ha seguito personalmente l'evoluzione della situazione. 4 i movimenti franosi che si sono sviluppati sul territorio comunale. Qui siamo praticamente in una strada in mezzo al bosco che conduce però a un'abitazione privata. Sindaco Guizzo, dicevamo, sono state ore di allerta e di superlavoro. Sì, esatto, quello che hanno comportato queste colate di detriti e di sassi ci hanno ostruito strade, hanno isolato famiglie e siamo dovuti intervenire per forza tutta ieri, insomma, per liberare e tirarvi, insomma, tutti sti massi delle strade. Ecco. Il maltempo non ha aiutato perché poi nelle scorse ore è ritornato a piovere. Sì, esatto, è ritornato a piovere ieri sera ma oltre alla pioggia c'è stato anche il vento e il vento ci ha causato danni a causa di piante che sono crollate sulla sede stradale e lì abbiamo dovuto richiamare di nuovo la protezione civile e fortunatamente anche dei privati ci hanno dato una mano e quindi siamo riusciti a liberare quanto prima, insomma, la strada. Quindi lunedì sera l'acqua, il distacco di 4 frane, tra cui questa, quindi 4 distacchi lunedì sera, tanta acqua, ieri sera invece il vento forte. Esatto, allora quella di lunedì sera è stata la fase più critica, nel senso che avevamo delle famiglie isolate, una proprio qua dentro, una a Combai e l'altra invece a Premaor. Siamo dovuti intervenire ovviamente ieri, la sera abbiamo chiuso le strade, abbiamo telefonato alle famiglie, siamo andati a casa a chiamarle, ieri mattina abbiamo raggiunto anche quella di Premaor e a Premaor sono intervenuti i privati per togliere i detriti dalla strada, mentre qua abbiamo dovuto chiamare una ditta esperta, insomma, per ripulire. Sta di fatto che comunque questi eventi stanno diventando veramente pesanti in questo periodo. Ecco, soltanto un mese fa eravamo sempre qui con lei per raccontare di un fiume di grandine che si era abbattuto proprio nel centro di Miane. È un'estate difficile. È un'estate difficile, contando anche che ieri siamo stati raggiunti da una telefonata che anche in montagna abbiamo avuto delle colate di detriti, di massi, anche lì siamo intervenuti, purtroppo una strada non siamo riusciti a liberarla, la libereremo nei prossimi giorni, però questo ci fa capire quanto questo meteo sta veramente facendo dei danni. Qui parlano di cambiamento climatico, non lo so se sarà così, io penso di sì, però voglio dire, andando avanti si vede tanto che il tempo sta cambiando e gli eventi stanno sempre diventando più importanti e più calamitosi, insomma. Serviranno, immagino, anche più risorse proprio per farci fronte, questo è il tema. Serviranno più risorse certamente, perché dobbiamo mettere in sicurezza non solo le strade come abbiamo visto, ma anche i fossali, perché sono quelli alla fine che ci portano giù i detriti e i massi, ma non solo, ma anche le piante lungo la strada, perché se pensiamo al vento che poi ogni volta ci cadono le piante sulla sede stradale, anche lì io chiederei ai privati se per favore intervengono nel proprio per poter tagliare quantomeno 3, 4, 5 metri lato strada, perché sennò diventa una cosa impossibile. Grazie Sindaco, messaggio forte e chiaro da Via del Carmine, quindi siamo nella zona del Santuario del Carmine di Miane. Per il momento è tutto. Filippo, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit per questo collegamento in diretta. Fango e acqua ovunque, anche nel Coneglianese per l'esondazione del Crevada, e andiamo a vedere la situazione anche qui. Questo è quello che ci siamo trovati stamattina, qua, in ufficio. Una sala appena rifatta, mi diceva. Sì, abbiamo lavorato molto per arrivare qua.
Mi spiace perché è un lavoro che stiamo facendo per la comunità. Non si dà pace il presidente dell'associazione Contea, un gruppo di volontariato che trasporta gratuitamente persone fragili che altrimenti non riuscirebbero a sbrigare anche le cose più semplici. La sala per le riunioni, sistemata appena un anno fa, è completamente inagibile. Dalle parti di soffitto crollato al pavimento è tutto inzuppato d'acqua. Solo una sala si è apparentemente salvata, ma andrà comunque valutata l'agibilità, uno sconforto enorme. Mi scuso se sono un po' emozionato, ma abbiamo messo molto impegno noi in tutto questo. È stata una notte d'inferno anche nel Coneglianese. Il Crevada esondato ha trascinato con sé acqua e fango. Il sindaco Fabio Chies, come molti altri amministratori della zona, ha passato la notte con i vigili del fuoco e la protezione civile ad accertarsi dei danni e della sicurezza dei cittadini. Ma il giorno dopo è la rabbia, insieme al fango, a farla da padrone. Veramente non ho mai visto una cosa del genere. Spero solo che Zaia o quelli dell'autorità si mettano un attimo la mano nel cuore, perché sinceramente è la seconda volta. Abbiamo avuto delle perdite grandi nel passato per via del Crevada che è uscita all'acqua e purtroppo sono costretto anche a chiudere, perché a questo punto qua è un casino. Non ci gira intorno l'imprenditore Germano Battiston. Tutta l'area industriale di Susegana è finita mangiata dal fango e dall'acqua e il suo capannone di 4.000 metri quadri non ha un centimetro che non sia stato invaso dalla terra e ripristinare i danni diventa troppo oneroso, anche a fronte di un'assicurazione che non copre la maggior parte di quel che è accaduto. Ecco, le assicurazioni per via del Crevada, che è uscito il Crevada anni fa, non ci hanno assicurato, non siamo assicurati perché non assicurano più le inondazioni, perché sanno che il Crevada è tanti anni che non è pulito, e tanti anni sanno che c'è il problema, non fanno niente e purtroppo questa volta è accaduto ancora e le assicurazioni non vogliono coprirci delle inondazioni. Ripristinare tutto, ci sono milioni di euro, insomma, ecco. E le precipitazioni in pedemontana hanno causato anche frane e smottamenti in collina, tanto che in mattinata i tecnici della provincia hanno effettuato una serie di sopralluoghi e monitoraggi delle strade interessate dai detriti. Frane oltre che a Farra di Soligo anche a Tarzo, a Corbanese, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona. Smottamenti anche nelle zone di Valdobbiadene e dell'Asolano. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza, fanno sapere sempre dalla provincia, continueranno anche nelle prossime ore. E pioggia e vento hanno messo in ginocchio l'altro giorno anche i territori tra Asolano e Castellana. Il maltempo delle scorse ore ha messo nuovamente in ginocchio l'area tra Asolano e Castellana. A Castelfranco Veneto il ponteggio di un cantiere si è staccato a causa della pioggia e del forte vento, piegandosi pericolosamente. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e si è davvero scongiurato il peggio. Così come è accaduto in Via Sile, dove i pompieri hanno rimosso una grossa pianta che si era abbattuta sulla strada. Anche in questo caso fortuna ha voluto che non stesse transitando nessuno in quel momento. Sorvegliato speciale resta il Muson dei Sassi, che poco dopo le 12 ha superato la soglia dei 2,5 metri. Tra le zone più colpite in comune di Asolo, ancora una volta le frazioni di Villa e Lauro, strade completamente allagate, trasformate in torrenti d'acqua, fango e detriti. A Villa, lungo tutta la via della Sega che attraversa il paese, le case hanno ancora le paratie in legno e sacchi di sabbia davanti agli ingressi per evitare che l'acqua entri nelle abitazioni. Pochi chilometri più a sud, siamo a Lauro, i residenti ci raccontano i momenti di tensione vissuti. Un'altra mezz'ora di acqua e eravamo spacciati perché c'è il problema che ci sono diversi scantinati e i torrenti non scaricano e si era messo male. Siete stanchi? Sì, siamo non stanchi, molto stanchi. Siamo stanchi, sì, sono stanco anch'io di vedere qua i miei vicini di casa che portano fuori le macchine, sempre terrorizzati. Trovare sempre qua la nostra via allagata, che mi fa piacere. Lei dice bisogna che le istituzioni prendano in mano la situazione una volta per tutte, perché non è più un'eccezionalità, non è più un caso isolato. Ma ci hanno detto che c'è questo famoso piano acque. Dobbiamo fare di tutto per realizzarlo. È sempre questa la storia, i fossi che non ce la fanno, la campagna che si alza perché
Da dietro a nord arriva tanta acqua, i fossi sono sempre questi e l'acqua, la capacità del fosso è quella, e allora tracima e va sopra la strada. Esattamente 10 anni fa un tornado si abbatteva nei territori di Pianiga, Dolo e Mira. Molto è stato fatto per ricostruire il territorio, ma resta ancora la paura. Sono trascorsi 10 anni da quando il tornado ha distrutto gran parte della riviera del Brenta. Se ad oggi tanto è stato ricostruito, ci sono ancora dei simboli come Villa Fini a Dolo che lasciano una ferita aperta, che il territorio non dimenticherà, così come non dimentica quanto è stato fatto per risollevarsi negli anni e far tornare la riviera del Brenta al suo splendore. Ricordo un inferno dal quale però a distanza di 10 anni oggi rivedo quei volti sofferti di chi è stato colpito, di chi era senza casa, senza più tetto, di chi aveva perso una parte di se stesso, a fianco però agli angeli delle macerie, cioè a tanti volontari che col sorriso tra le labbra confortavano e aiutavano proprio ad una rinascita. Ecco, oggi si può, tranne Villa Fini purtroppo, si può ammirare ciò che la popolazione ha fatto con l'aiuto della solidarietà di tantissimi. Il tornado di categoria F4 seminò il panico fra i comuni di Pianiga, Dolo e Mira, provocando milioni di euro di danni. 50 milioni quelli certificati, 44 quelli ricevuti da Stato e Regione per ricostruzione e risarcimenti. Decine i feriti e una vittima, Claudio Favaretto, di 63 anni, morto mentre era nella sua auto. Un evento mai visto in zona. Questo tornado ha visto una intensità mai registrata prima in Veneto, F4, oltre fino a 300 km all'ora. Quindi prima in termini di risarcimenti i danni dall'aria e dal vento venivano equiparati a quelli dell'acqua. Ecco, grazie al modello Dolo, al nostro impegno anche verso il governo, verso i tecnici regionali, abbiamo ottenuto che questa equiparazione sia agganciata invece al terremoto, dove il risarcimento è ben di più del 20% dei danni e questo ha garantito, diremo così, un sollievo concreto verso chi aveva perso appunto la casa. Ma non solo, per le aziende, purtroppo non quelle agricole, abbiamo invece avuto sempre da parte del governo la possibilità di avere dei fondi di garanzia agganciati appunto a dei finanziamenti che hanno permesso anche in quel caso lì il rialzarsi anche dell'imprenditoria locale. Uno dei simboli di quella tragedia erano state le grida di Katia, una fiorista che durante il tornado aveva ripreso ciò che stava accadendo nel suo negozio. A 10 anni di distanza siamo tornati da lei a Mira per vedere com'è la situazione. L'urlo di Katia Masato, la titolare della fioreria al Parco di Mira, chiusa nel suo negozio col terrore di non sopravvivere al tornado, è uno dei simboli di quel drammatico evento che ha colpito la riviera del Brenta, che non si potrà dimenticare. Il negozio di Katia fu distrutto quel giorno, ci mise un anno a ricostruirlo e ripartire, ma oggi lei è amareggiata perché dice siamo stati abbandonati. Quando vediamo un temporale abbiamo tanta paura adesso con quello che è successo quella volta. Quello che mi sento di dire è che a distanza di 10 anni i soldi per me e per altre 4 aziende agricole non sono mai arrivati e siamo tanto amareggiati. Purtroppo abbiamo un sacco di difficoltà perché abbiamo un mutuo abbastanza importante da pagare tutti i mesi e non ce la facciamo più. Un mutuo che abbiamo dovuto fare per ricostruire e ripartire perché i soldi appunto non sono mai arrivati
arrivati, e per ripartire dovevamo in qualche modo attingere a dei fondi che ci hanno aiutato fino adesso, ma pagare 3.500 euro al mese di mutuo adesso diventa veramente difficile, non ce la facciamo più. Katia è in difficoltà perché i fondi alle aziende agricole non sono mai arrivati. Gli appelli ne ho fatti tantissimi in tutti questi anni, ma ho visto che comunque non hanno portato a niente. Ho sentito anche il nostro presidente Zaia, e Zaia mi diceva che i soldi dovevano essere stanziati dalla Protezione Civile di Roma, e questi soldi, ripeto, solo per le 5 aziende agricole colpite non sono mai arrivati. Così potrebbe essere costretta a vendere, e lancia un appello. Mi costringe a 10 anni dal tornado a mettere tutto in vendita, perché non ce la faccio più a sostenere le spese, come ho detto prima, e non ce la faccio più ad andare avanti. Cerco un socio che possa venire dentro con capitale, con manodopera per aiutarmi, adesso come adesso, oppure l'altra possibilità che abbiamo è quella di vendere. Non ce la facciamo più, i soldi sono tanti, e oltretutto, oltre a questo, che non sono stati stanziati quei soldi che ci avevano promesso, il comune ci aveva assegnato 4.500 euro e ce ne ha richiesti indietro 1.990, perché secondo loro quei 4.500 euro su 1,5 milioni di euro di danni erano troppi. E oggi spostiamo a Mestre per parlare dell'omicidio di Giacomo Gobbato, perché a Venezia è stata pronunciata la sentenza di condanna all'ergastolo per il moldavo che l'aveva coltellato a morte. Ergastolo per l'omicidio di Giacomo Gobbato, morto a soli 26 anni a Mestre per aver difeso una donna da una rapina in Corso del Popolo il 20 settembre 2024. In 3 minuti ha distrutto vite e speranze. Dalle 22:57 alle 23 ha colpito una donna alla testa e compiuto una rapina, ha ucciso Giacomo Gobbato, ferito Sebastiano Bergamaschi, si è allontanato per ferire e compiere un'altra rapina. Così nella requisitoria la PM Federica Baccaglini con la Corte d'Assise di Venezia, che in questa sentenza di primo grado ha condannato alla pena massima Sergej Merievski, il 38enne cittadino moldavo che ha ucciso Jack con un colpo di coltello al cuore. Dalla difesa l'avvocata Gabriella Zampieri, che in aula si è battuta per dimostrare si sarebbe trattato di omicidio preterintenzionale, quindi a suo dire non ci sarebbe stata la volontà del moldavo di uccidere, al termine della sentenza, raggiunta al telefono alla domanda sull'ergastolo, risponde così. Si aspettava una sentenza del genere? È sciocco dire di no, nel senso che è talmente banale che è ovvio. Ma se lo chiede la parte civile dirà esattamente il contrario. In aula, alla lettura della sentenza, il fratello di Jack piange, la mamma lo abbraccia. Per loro, come per il papà, disposto un risarcimento. Le provvisionali a favore delle parti civili in 200.000 per ognuno dei genitori del Gobbato e 100.000 per il fratello del Gobbato. Bergamaschi questa mattina, forse saprà, ma ha revocato la Costituzione di parte civile. La Corte con l'ergastolo ha confermato tutte le accuse per il 38enne moldavo: omicidio volontario aggravato, 2 rapine, dopo la fuga aveva infatti aggredito l'altra donna di origine giapponese, e le lesioni nei confronti dell'amico di Jack, Sebastiano Bergamaschi, a sua volta ferito a coltellate. Confermata anche l'aggravante di aver commesso il delitto per coprire un altro reato, la rapina appunto, mentre è caduta solo quella dell'uso del coltello durante le rapine, perché il moldavo non l'aveva tirato fuori. Jack sarebbe orgoglioso, la pena dell'ergastolo è la risposta migliore, così gli amici giunti in massa sul luogo dell'omicidio per tornare ad omaggiare Jack. Ed ora andiamo a Vicenza per parlare dell'occupazione dei Notava del Bosco Calte nel quartiere Ferrovieri. Ieri lo sgombero delle forze dell'ordine del corridoio di ingresso, mentre gli attivisti presidiano ancora la maggior parte dell'area e organizzano le prossime mosse. Sul posto, lo vedete già, c'è Daniele Garbine con Cristian Roque Agliende. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Confermo, oggi il secondo giorno, era già annunciato, ma l'occupazione e soprattutto lo sgombero non si ferma. Ieri avete visto, chi ha visto insomma, le immagini, è stata una giornata molto intensa, durata tutto il giorno, fin dal mattino. Insomma, c'è stato questo presidio che insomma, a ridosso del cancello è stato sgomberato, diciamo subito in maniera non violenta, comunque ha impegnato tutte le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri e soprattutto i vigili del fuoco che hanno sgomberato i materiali. Ecco, diciamo che poi non dato di maltempo alla sera ha sospeso un po' le operazioni, anche se si erano concluse, però gli attivisti hanno fatto il bilancio della giornata. Con me Sana, portavoce dell'Assemblea Boschi, che resistono, ecco, che ci racconta un po' come è andata ieri sera. Abbiamo poste persone, sono state comunque insomma, portate via di peso e portate in questura. Ecco. Esatto, voi circa una trentina di attivisti sono stati portati appunto in questura e sono stati lì tenuti per ore e poi rilasciati grazie anche all'intervento dell'avvocato. Noi ci siamo poi ritrovati alle ore 19 nonostante il diluvio che c'era stato subito dopo lo sgombero solo di una parte, in realtà di una piccola parte del bosco di Calte che non sono riusciti ad entrare perché gli attivisti li hanno bloccati proprio all'entrata sia di davanti sia di dietro. Si sono riuniti alle ore 19 appunto un centinaio di persone a ritrovarsi in assemblea per capire quali saranno le prossime mosse che andremo a fare. Ecco, diciamo subito che noi ci troviamo poi all'interno del bosco, questa volta dalla parte dove si sono rifugiati gli attivisti, insomma la maggior parte del bosco che insomma, vediamo già molte piattaforme aeree dove si sono già anche organizzati per resistere sugli alberi più grandi, più importanti, mentre la parte che è stata sgomberata, adesso vi farà vedere il collega Christian Roque, non solo è stata separata con le transenne, ma già questa mattina c'è stata una colata di cemento su quella che sarà la strada che conduce poi al cantiere, che partiva dal cancello che ieri è stato forzato, per cui è stata un'operazione anche di logistica oltre di ordine pubblico che sta procedendo a sprombattuto proprio in questo momento. È importante, voi appunto questa mattina che cosa vi siete insomma detti? Noi da ieri attraverso l'assemblea abbiamo deciso di indire appunto una manifestazione questo sabato alle ore 16 per appunto dire con forza che noi continueremo a difendere il bosco di Calte nonostante questa contrapposizione che c'è da parte di IRICAV2 e di RFI e di tutte queste società che stanno facendo un'opera speculativa a Vicenza. Ecco, in questo momento quindi non mollate, è una situazione anzi di contrasto, sempre in maniera pacifica o comunque di resistenza passiva? Esatto, è una situazione di resistenza passiva, abbiamo attivato un presidio H24, ci sono ancora persone sugli alberi che andranno a difendere appunto il bosco senza nessun passo indietro da parte nostra. Perfetto, allora intanto buon lavoro e buona permanenza qui, ecco, in questo modo. Filippo, in questo momento il punto è questo, eventualmente ci saranno poi evoluzioni, chiederemo la linea per il momento. Da Vicenza è tutto. Grazie a Daniele Garbina, la sua ospite, per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Christian Roque Agliendi. Adesso ci spostiamo invece in Viale San Marco a Mestre, dove c'è Anna Maria Parisi per parlarci della famosa torre, il grattacielo di Mestre. È arrivata la sentenza del TAR, no? Vero Anna Maria? Esatto, Filippo, buongiorno. Dunque è arrivata la sentenza del TAR nel tardo pomeriggio di ieri, che boccia su tutti i fronti il ricorso dei comitati contro la torre, il grattacielo alto 60 metri, comitati, residenti, commercianti, e quindi di fatto dà il via libera previo ok della commissione VAS ai cantieri. Per la commissione VAS bisognerà attendere ancora un annetto circa, mi diceva poco fa il nostro ospite Davide Scano, avvocato nonché presidente del comitato Villaggio San Marco. Sì. Dunque Davide, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Si dovrà attendere il parere della commissione VAS soltanto perché voi avete comunque presentato tutta una serie di istanze al riguardo. Mi specifica quali? Sì, noi diciamo che abbiamo presentato le osservazioni durante l'iter della delibera, abbiamo presentato una petizione
e probabilmente questo ha risvegliato insomma qualcuno, e infatti in sovrintendenza hanno espresso un parere pesantissimo in sede di commissione VAS. Quindi la commissione VAS ha dovuto semplicemente prendere atto di quanto scritto dalla sovrintendenza e chiedere appunto di assoggettare l'intero piano urbanistico attuativo della torre a una nuova VAS, quindi non solo uno screening che è la fase preliminare, ma una VAS vera e propria. Cosa vuol dire? Vuol dire che i proponenti dovranno scrivere, mettere giù nero su bianco anche i possibili scenari alternativi, e questo vuol dire ad esempio possibili costruzioni più basse che magari siano in linea col quartiere. Vedremo l'esito, perché poi l'iter è molto lungo. Avremo possibilità anche di intervenire in questo nuovo iter davanti alla commissione VAS, auspicando ovviamente che quanto scritto dalla sovrintendenza rispetto alla tutela del quartiere, rispetto alla buffer zone del sito UNESCO, perché altro aspetto rilevante, qui siamo nella buffer zone, cioè nella fascia di rispetto del sito UNESCO Venezia e la sua laguna. E cosa dice la sovrintendenza? Che una torre così alta potrebbe avere un impatto visivo e paesaggistico verso appunto Venezia. Quindi gli aspetti sono tanti e ancora aperti, al di là del fatto che ovviamente dispiace di aver perso al TAR, e su questo faremo una riflessione tutti insieme tra ricorrenti e avvocato ovviamente. Ecco, dunque, per spiegare un attimo anche chi ci sta guardando da casa che cosa accadrebbe stante al progetto del grattacielo, dove ci troviamo noi in questa area verde, tutto questo scomparirebbe perché verrebbe tutto pavimentato, cementificato, si vedrà con quale tipo di pavimentazione, e di fronte a noi c'è la chiesa del villaggio San Marco, alta più o meno 15 metri. Sì, circa. E quindi il grattacielo alto 60 metri significa 4 volte la chiesa che si trova di fronte a noi. E poi ci sono alle nostre spalle delle casette, molte delle quali sono dotate di pannelli solari, e il grattacielo, che sorgerebbe appunto alla nostra destra, andrebbe a creare delle ombre. Quindi sì. Cosa significa questo? Questo significa, ci tengo a dirlo, la maggior parte dei proprietari di queste casette alle nostre spalle hanno presentato ricorso, hanno fatto ricorso con noi. Alcuni di essi hanno anche dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sul tetto. Ecco, loro verrebbero danneggiati notevolmente dalla presenza della torre. Noi abbiamo fatto uno studio assieme a un architetto, l'architetto Vecchiato, che è stato depositato anche in giudizio al TAR, e ci sarebbe una diminuzione di produzione di questi pannelli del 25% su base annua, quindi un notevole danno. In più tutto il resto, ovviamente la gente perderebbe 2,5 ettari di verde, avremmo molto più traffico in quartiere, molto più degrado, perché ovviamente anche interventi di questo tipo, basta vedere l'Interspar all'angolo di via Torino, che spesso provoca l'arrivo di persone che non nel supermercato in sé, ma le persone che arrivano nell'area spesso fanno risse, ci sono degrado per abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti e tutto il resto. Gli assembramenti vari, c'è da capire, e quindi chi andrebbe a risarcire della perdita che graverebbe su queste famiglie derivante da quest'ombra che, stante al vostro studio, stazionerebbe per circa 2 mesi, ovvero 56 giorni. Sì. Se non è... Io il risarcimento in maniera provocatoria, ma non troppo, lo chiederei ai consiglieri comunali che hanno votato la variante. Loro non si sono fatti alcuna domanda. Noi abbiamo presentato una petizione, abbiamo presentato le osservazioni, abbiamo chiesto di essere ascoltati in commissione, e loro invece pervicacemente hanno votato questa robaccia. Ecco, a loro chiederei il risarcimento del danno.
In chiusura una nota così satirica in merito a queste ombre. Era stato pubblicato, girava tempo fa un video con questa grande ombra che campeggiava sopra il villaggio San Marco, sopra le casette, che insomma era uno scherzo, una satira, si è trattato di goliardia, però questo video non è stato capito da chi invece è a favore della torre. Sì, alcuni non l'hanno un po' frainteso. In realtà il video era goliardico, era tratto, si parlava della torre di Sauron, e tra l'altro era stato fatto molti anni fa da alcuni ragazzi, e quando la torre era ancora ben più alta, era a 70 metri, quindi insomma una cosa ormai superata. Per concludere definitivamente, Davide Scano, adesso quale posizione prenderete voi del Comitato contro la torre del Viale San Marco? Adesso faremo una riunione tra ricorrenti, i commercianti, i residenti e il nostro avvocato per vedere quali strumenti ancora utilizzare. Ovviamente ce ne sono molte le opzioni, dal ricorso al Consiglio di Stato, poi c'è ancora appunto la procedura VAS in cui potremmo intervenire come residenti, come associazioni che tengono all'ambiente. Ecco, quindi vedremo. Io credo che sia molto di là da venire ancora l'arrivo delle ruspe e delle gru del trevigiano, insomma, che vuole investire qui nel quartiere e che appunto non vive qui e probabilmente non ha ben compreso dove vuole andare a costruire la sua torre. Quindi le mobilitazioni, da quanto abbiamo capito dalle parole di Davide Scano, nonostante la sentenza del TAR, non si faranno attendere. Da Mestre, Viale San Marco, con le immagini di Sandro Ponchio, ti restituisco la linea, Filippo. Grazie ad Anna Maria Parisi, in collegamento in diretta da Viale San Marco a Mestre. Dopo 17 anni è svolta sull'omicidio di Maria Pellegrini, all'epoca 78enne, che era stata trovata senza vita nella sua villetta a Casalserugo. Novità sulle tracce di DNA. C'è una svolta, le indagini ripartono dopo 17 anni e ci sarebbe un indagato. Quell'omicidio aveva scosso l'opinione pubblica, se n'era parlato quasi ogni giorno per mesi. Poi il clamore si era spento quando le indagini erano finite in un vicolo cieco. Era l'8 dicembre 2008, la vittima è Maria Pellegrini, un'ex maestra in pensione che vive da sola in una villetta di Casalserugo. Ricca proprietaria immobiliare, era stata trovata nel suo letto il giorno dopo, in camicia da notte con il nastro adesivo attorno alla bocca e al collo. Una finestra forzata, ma dalla casa non era sparito nulla di valore. I carabinieri hanno cercato per mesi movente e colpevole, ma nulla, nessun indagato, tante piste senza sbocchi. Ora, grazie alla tecnologia, qualcosa si muove. Potrebbe esserci compatibilità tra le tracce di DNA trovate nella villetta e una persona. Si tratta di un albanese già in carcere per altri reati e con molti alias. La procura di Padova avrebbe chiesto l'intervento del RIS di Parma, che anche all'epoca passò al setaccio la casa. Verranno nominati i tecnici e si effettuerà la comparazione dei DNA. E così uno dei casi di omicidio più complicati degli ultimi anni potrebbe essere risolto. E proseguono le indagini sulla morte di Fatos Cenai, il 58enne trovato agonizzante lo scorso 8 giugno a Fontaniva mentre stava andando al lavoro, è deceduto qualche giorno dopo per un colpo d'arma da fuoco alla testa. Ad un mese dalla morte di Fatos Cenai, 58enne di origine albanese, a Fontaniva, nell'Alta Padovana, i carabinieri stanno cercando di ricostruire anche i suoi movimenti nei giorni precedenti a quello che sembra un vero e proprio agguato. Scandagliando le telecamere di videosorveglianza del tragitto che l'uomo effettuava quotidianamente, si cercano visi ricorrenti o auto sospette, qualcuno che lo pedinasse, insomma. Sono state identificate più di 30 auto che la mattina dell'8 giugno sono transitate per via Casoni Basse. Si tratta in gran parte di residenti rientrati a casa dopo essere stati a messa o fuori per delle commissioni. Ma tra quei veicoli potrebbe essercene anche uno che non aveva nulla a che fare con la vita del paese. Indagini che volgono dunque verso l'ipotesi dell'agguato, anche se resta aperta la pista dell'errore, ovvero che qualcuno stesse sparando tra i campi per gioco o per caccia e abbia colpito Cenai, che era di passaggio lungo la via.
Di certo è che Fatos Cenay è stato ucciso da un colpo in testa dopo giorni di agonia, colpito mentre in sella alla sua bicicletta raggiungeva la fattoria dove quotidianamente aiutava con varie mansioni. Un uomo di 53 anni e di professione cuoco ha perso la vita la notte scorsa mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta a Jesolo. Erano circa le 22 quando lunedì sera Francesco Gaudioso, detto Franco, di 53 anni, ha perso la vita in sella alla sua bicicletta mentre rientrava a casa dal lavoro, dopo l'urto contro un'auto guidata da un giovane di Jesolo in via Colombo, la strada provinciale 46 accanto cui scorre parallelo il canale Cavetta. Il 53enne di professione cuoco in un hotel del Lido è finito in acqua a causa dell'urto nel canale che costeggia la strada che collega la località balneare a Cortellazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia locale e i carabinieri dopo un'ora stavano ancora eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica. Da chiarire le cause dello scontro anche con la verifica della velocità a cui procedeva l'auto che ha investito Gaudioso. Il 53enne, nella foto presa da Facebook, lascia 2 figli ventenni, tra cui uno agente di polizia locale, e la moglie. Vicinanza è stata espressa dalla città di Jesolo e dal sindaco De Zotti. Torniamo a Mestre per un'altra rapina con accoltellamento in via Piave. Grave un 30enne afghano, vivo solamente per il tempestivo intervento degli agenti della polizia locale. Un 30enne di nazionalità afghana, vittima di rapina con un gravissimo accoltellamento che lo ha visto finire a terra in una pozza di sangue. È accaduto nella notte appena trascorsa, via Piave, Mestre, è l'1:30 circa. L'afghano è appena rientrato da Venezia, dove lavora come cameriere. Ha terminato le sigarette e va a prenderle al vicino distributore, quando viene avvicinato da 2 nigeriani che lo seguono dalla stazione. L'agguato, con l'inaudita violenza, avviene di spalle. I 2 nigeriani tentano di strappargli il portafogli dal borsello che tiene a tracolla, quando uno dei 2, anch'egli 30enne, con un coccio di vetro inizia a pugnalarlo con violenza al torace, soltanto perché poco prima l'afghano aveva tentato di resistere alla rapina. La vittima cade a terra agonizzante in un bagno di sangue, ferito gravemente ma vivo grazie agli agenti della radiomobile della polizia locale di pattuglia proprio in via Piave, che, richiamati dalle sue urla, si sono precipitati sul posto, riuscendo a chiamare i soccorsi e catturando uno dei 2 nigeriani, mentre l'altro è riuscito a scappare dileguandosi. Per l'aggressore fermato l'accusa che si profila potrebbe essere di lesioni gravi. La vittima, infatti, ricoverata a Mestre, non sarebbe in pericolo di vita, sebbene appunto in gravi condizioni. E a Padova un pakistano di 54 anni, protagonista di una violentissima lite avvenuta un anno fa in via Iappelli, ha patteggiato la pena di circa 3 anni per aver ucciso un connazionale con un pugno. A quasi un anno dall'aggressione mortale avvenuta la sera dell'8 agosto dell'anno scorso in via Iappelli a Padova, Khurram Shahzad, pakistano di 35 anni, è stato condannato per l'omicidio di un suo connazionale. 3 anni e 4 mesi di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa aggravato dalla morte della vittima, Jad Akhtar, 54 anni. Inizialmente il pubblico ministero lo aveva accusato di omicidio preterintenzionale, ma in aula il resto è stato derubricato. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ricostruito la sera della lite tra i 2 pakistani. Nei video si vede infatti come l'imputato cerca di non rispondere alle provocazioni del 54enne, tentando di allontanarsi più volte, ma alla fine, raggiunto da Akhtar, lo colpisce con un pugno al volto. Il 54enne morirà pochi giorni dopo in ospedale per i danni neurologici riportati. Shahzad è al momento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in città e della permanenza notturna in casa e ha trovato lavoro come muratore. Un 49enne di Chioggia ha violato il divieto di avvicinamento nella casa dell'ex compagna con la scusa di prendere alcune cose, poi l'ha aggredita e l'ha minacciata. L'indagato aveva un divieto di dimora nel comune di Salzano dall'aprile scorso per atti persecutori commessi contro l'ex compagna. L'uomo si è comunque, come detto, presentato a casa della donna con il pretesto di prelevare alcuni effetti personali, poi avrebbe iniziato ad inveire contro di lei e infine l'avrebbe aggredita.
Allo scopo di applicare una misura cautelare più efficace, vista l'assenza di capacità di autocontrollo, è stata chiesta l'emissione di un provvedimento più incisivo da parte del Tribunale. L'uomo quindi è stato condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. E l'autore dell'atto vandalico contro un'auto Velox a San Martino di Lupari rimane ignoto, ma il sindaco, stigmatizzando il gesto, annuncia che si impegnerà ad identificarlo. Atto vandalico a San Martino di Lupari nell'Alta Padovana. Nella notte, tra domenica e lunedì, è stato dato fuoco ad un velobox che si trovava tra via Sandra e via Barrichella. L'incendio è stato subito spento, ma ha reso il dispositivo di fatto inutilizzabile. A dare l'allarme alcuni residenti che non hanno però visto chi sia stato ad appiccare il fuoco. Che ci si trovi davanti a un emulatore di Fleximan o a qualche semplice vandalo, il sindaco Flor annuncia che impiegherà tutte le forze disponibili per individuare il colpevole. Chi ha agito non si rende conto che questo velobox, continua il primo cittadino, ancor prima di servire come scatole per ospitare i misuratori di velocità, serve come deterrente per scoraggiare gli automobilisti a premere sull'acceleratore in maniera spropositata. Ogni giorno sulle strade del Padovano leggiamo drammatiche notizie di incidenti stradali che spesso provocano morti. Ebbene, se la gente non capisce che la prevenzione è la base di tutto, alzo le mani. Tuttavia stiamo lavorando per far luce sulla vicenda. Abbiamo formalizzato denuncia a carico di ignoti e vogliamo vedere in faccia chi si è lasciato andare ad un gesto di assoluta gravità sociale e civica. Ora parliamo del processo per l'assassinio di Margherita Ceschina Conegliano. Joel Lorenzo, uno dei presunti killer, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assise il prossimo 1 ottobre Joel Lorenzo, uno dei 3 presunti killer e grande accusatore della banda criminale che avrebbe ucciso Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nel suo appartamento a Conegliano il 23 giugno 2023. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato. I legali del 26enne estradato in Italia lo scorso gennaio dalla Repubblica Dominicana hanno chiesto il rito abbreviato, ma non è stato concesso dal giudice per le udienze preliminari per la tipologia del crimine. Il giovane ha anche versato una cifra di circa 1.000 euro a titolo di risarcimento nei confronti di una delle figlie della vittima. Joel Lorenzo, che rischia l'ergastolo, era stato arrestato nel suo paese d'origine e una volta in Italia ha reso una confessione puntando il dito contro gli altri imputati, il fratello Sergio Lorenzo, Matteo Garcia, Enzo Lorezzone, il mandante ed ex marito della vittima, e Candy Maria Rodriguez. Mentre per l'altro imputato, Juan Maria Beltre Guzman, che è tornato libero, la pubblica accusa ha intenzione di riqualificare il reato di cui era accusato da omicidio, sempre in concorso, in favoreggiamento personale. Joel, secondo la sua versione, avrebbe partecipato al delitto come palo all'esterno della casa di Margherita, mentre Matteo Garcia sarebbe entrato dentro l'abitazione dell'anziana per ucciderla. Il 14 luglio ci sarà l'esame di tutti gli imputati difesi dagli avvocati Mauro Serpico, Fabio Crea e Marcello Stelline. Enzo Lorenzon, che per motivi di salute si trova ai domiciliari in una casa di riposo, presenterà una memoria scritta. Sconcerto e dolore a Santa Maria del Rovere, in provincia di Treviso, per la morte mentre era in vacanza con il marito e le figliolette in Corsica di un'infermiera di 46 anni, Roberta Carnelos. Il forte mal di testa, il ricovero in ospedale e infine la morte che ha lasciato tutti sotto shock, dalla famiglia ai colleghi dell'ospedale San Camillo di Treviso, dove lavorava come infermiera al laboratorio analisi. Roberta Carnelos, 46 anni, si trovava in vacanza in Corsica con il marito Maurizio e le figliolette di 11 e 8 anni quando è stata accolta dall'improvviso malessere. Era la prima volta che la famiglia andava in vacanza all'estero. Il mal di testa, proseguito per un paio di giorni, ha spinto la coppia a rivolgersi all'ospedale,
I medici francesi hanno inizialmente ipotizzato una meningite, ma senza trovare riscontro. La natura del virus che l'avrebbe colpita non è tuttora chiara. Il decorso è stato tuttavia rapido e inesorabile. Per Roberta non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte della loro unica figlia ha sconvolto i genitori che, come Roberta, il marito e le bambine, abitano in via Cavarzerani. Il parroco Don Adelino Bortoluzzi, che conosce bene la famiglia, è andato a trovarli per cercare di portar loro conforto. Di Roberta ricorda la semplicità, l'umiltà, unite a una grande intelligenza. I funerali non si svolgeranno prima di sabato. Il marito della 46enne sta sbrigando le pratiche per il rimpatrio della salma. Raggiunto il porto di Livorno, il feretro sarà preso in carico dalle onoranze funebri che riporteranno Roberta a Treviso. Hanno finto di avere speso circa 2 milioni di euro per un macchinario con lo scopo di ottenere fondi del PNRR destinati alla transizione ecologica. Una truffa sventata dai carabinieri che hanno indagato 4 imprenditori trevigiani. Hanno dichiarato di aver acquistato un macchinario da 1.800.000 euro per poter ottenere fondi PNRR destinati alla transizione ecologica per un valore di 990.000 euro, il budget massimo previsto dalla riscossione dei fondi. Nel mirino delle indagini del NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, Venezia e Modena, 4 imprenditori e professionisti trevigiani. Gli investigatori hanno perquisito le abitazioni degli indagati e le sedi delle rispettive società, acquisendo la documentazione relativa all'acquisto di un macchinario del valore di oltre 60.000 euro presso un'azienda terza e rivenduto poi ad un'altra società a un prezzo gonfiato di 30 volte. Di qui il nome dell'indagine Pressa Gonfiata, coordinata dalla Procura di Treviso, che ha portato alla denuncia dei 4 imprenditori. L'accusa è di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La truffa non è andata in porto solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che sono riusciti a intervenire interrompendo la truffa prima che i fondi PNRR venissero erogati. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. È stato segnalato in Veneto un nuovo caso di contagio da dengue, questa volta a Padova, dove è partita su ordinanza del sindaco la disinfestazione. Nuovo caso di dengue segnalato a Padova, il primo in città. Colpito questa volta un uomo di mezza età residente in zona Ponte Vigo d'Arzere. L'uomo ora è ricoverato in ospedale nel reparto di malattie infettive in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Anche questo caso è ritenuto di importazione. L'uomo non si è ammalato sul territorio nazionale, anche se non è ancora chiara l'origine. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza che interessa le zone di Mortise e Ponte Vigo d'Arzere per la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla sua abitazione. Dal comune si invita inoltre la cittadinanza a rispettare le precauzioni durante la disinfestazione, ovvero non raccogliere frutta e verdura dagli orti, tenere al chiuso gli animali e di restare in casa. L'ULSS 6 Euganea inoltre invita tutti a proteggersi con repellenti, evitare che l'acqua piovana diventi stagnante nelle proprietà private e di utilizzare le zanzariere. Sempre a Padova, ma non solo, è sempre più grave la situazione delle strutture pubbliche per anziani. Manca il personale e i costi per le famiglie sono sempre più pesanti. Grido d'allarme dei sindacati CGIL e UIL sul tema dell'assistenza agli anziani. La carenza di personale nelle residenze pubbliche del Padovano è grave. Il pericolo è che di questo passo, tra 10 anni, l'assistenza sarà garantita solo dai privati. La progressiva riduzione degli organici, in particolare per quanto riguarda operatori sociosanitari e infermieri, denunciano le categorie, sta determinando un impatto diretto sulla qualità dell'assistenza. Io vorrei accendere un faro proprio sulla condizione in cui stanno lavorando questi operatori, perché sempre con la carenza di organico sempre più ridotta e rientrando sempre dei turni, anche la prestazione fisica degli operatori viene compromessa, quindi aumentiamo il numero di assenze improvvise, quindi aumentiamo il numero di rientri, quindi continuiamo, è come una ruota che non si ferma mai. Insomma, è la denuncia, tutte le criticità si stanno scaricando sui dipendenti, a cui viene chiesto di garantire, con metà degli organici, la normale attività delle strutture, 50 operatori in meno in 3 anni,
servono assunzioni e tassazioni ridotte per le strutture. E che vedrebbero in qualche modo dei costi di produzione molto più ridotti e dei possibili investimenti che, piuttosto che generati da un aumento delle quote assistenziali agli utenti, che sono passate dai 60 euro ai 90 euro per il singolo utente, vedrebbero delle risorse disponibili che potrebbero essere investite. La proposta inoltre è adottare un particolare sistema che si chiama Incident Reporting interno, già sperimentato in ospedale, per raccogliere in forma anonima segnalazioni sui problemi, per intervenire e evitare che i costi ricadano sempre più sulle famiglie, o meglio, su quelle che possono permetterselo. E al Tribunale di Belluno ci sono uffici in cui la carenza di personale va dal 50 all'80% rispetto ai posti previsti in pianta organica. La protesta dei sindacati. La carenza di personale limita e rischia di compromettere il corretto funzionamento dei presidi di giustizia in provincia di Belluno. CGIL, CISL e UIL si uniscono per denunciare la grave situazione in cui versano da anni la Procura della Repubblica, il Tribunale, l'UNEP, l'Ufficio del Giudice di Pace e la Casa Circondariale di Belluno, chiedendo al prefetto l'apertura di un tavolo di confronto per l'individuazione di soluzioni concrete e risolutive. In procura la percentuale di scopertura è del 47%, vi operano 14 lavoratori rispetto ai 26 previsti dalla pianta organica. In tribunale ci sono 22 lavoratori rispetto ai 45 previsti dall'organico, con una percentuale di scopertura del 50%. All'UNEP sono solo 6 rispetto ai 15 previsti, con una scopertura del 60%. Nell'ufficio del giudice di pace di Belluno la carenza di personale è inaccettabile, la percentuale di scopertura è dell'80%. Alla casa circondariale di Belluno lavorano 6 persone su un organico di diritto previsto di 16 unità, con una carenza del personale pari al 63%. Il sindaco di Villafranca Padovana, dopo il grosso incendio di sabato scorso, ha ricevuto le analisi dell'ARPAV che non rilevano danni ambientali né alterazioni della qualità dell'aria, ma consiglia, su suggerimento dell'azienda sanitaria dell'ULSEI Eugania, di lavare accuratamente frutta e verdura con bicarbonato a mucchina e di sbucciare i prodotti prima di consumarli. Intanto il sindacato USB dei Vigili del Fuoco denuncia la carenza di personale che c'è anche in questo settore. Se fosse successo qualcos'altro a Padova, dicono, quella sera non c'erano operatori disponibili. Da 15 anni questa organizzazione sindacale reclama in Veneto la carenza cronica di personale, che ormai ha raggiunto livelli non più tollerabili. Non più tollerabili perché in caso di eventi come quello di Villafranca o come quello di recente in provincia di Treviso di oggi, non ha una risposta congrua alle procedure operative nostre. Cioè in breve tempo arriva una squadra, ma poi bisogna attendere diverso tempo, diverse ore anche, prima di avere supporti da altre province, che di conseguenza distolgono operatori dalla propria provincia di competenza. Quindi è un effetto a catena che mette in pericolo la sicurezza della cittadinanza. Questo noi non ci stiamo più, perché da soccorritori vediamo messa in pericolo anche la nostra incolumità. Interventi prolungati come quello di Villafranca hanno visto operatori impegnati anche 14 ore consecutive, senza un ricambio, senza la possibilità di essere autoprotetti con bombole d'aria di scorta, ad esempio, con attrezzatura adeguata. E appunto questo mette veramente in pericolo sia il soccorso che il personale. La sede più vicina a quella sera, e nel caso di un soccorso a Padova città, era la sede di Este, che con un mezzo pesante, anche se in soccorso, impiega una media di 40-45 minuti per arrivare sul posto. Quindi vi lascio immaginare le difficoltà che troviamo anche noi a giustificare dei ritardi alla popolazione stessa. Questa è la denuncia pesantissima di Enrico Marchetto della USB dei Vigili del Fuoco. Noi torniamo ad occuparci dei danni provocati dal maltempo, in particolare della frana di San Vito, perché oggi dovrebbe essere la probabile apertura dell'Alemagna, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani in collegamento telefonico da Belluno. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Filippo. Allora sì, l'incubo sulla 51 di Alemagna ai minuti contati, perché proprio in questi minuti vengono rimossi i divieti di transito a Dogana Vecchia fra San Vito e Cortina. La circolazione può tornare regolare, ma come vi abbiamo anticipato nel telegiornale di ieri è stato deciso che ci saranno delle limitazioni naturalmente che riguardano innanzitutto l'orario, e cioè la statale sarà aperta dalle 7 del mattino alle 8 di sera, con chiusura nella fascia notturna. La vigilanza sarà vista e la strada verrà chiusa nel caso di precipitazioni intense o di movimenti di detriti che verranno monitorati grazie all'installazione di pluviometri. Nel frattempo il sistema di monitoraggio sarà collegato a semafori e il rosso scatterà per pericolo imminente. Praticamente si replicherà quanto accade sulla 51 di Alemagna, ma a Vittorio Veneto, circostanza che abbiamo potuto verificare proprio in questi giorni. Dolomiti Bus per oggi pomeriggio prosegue con le corse, ma verso la Valle d'Anziei, cioè verso Auronzo, via Tre Croci. Invece da domani gli orari delle corriere verranno adeguati a questa apertura e quindi anche il trasporto pubblico rientra nei ranghi della normalità. Vi aggiungo che Confcommercio ha incontrato il prefetto per segnalare difficoltà e istanze delle imprese connesse proprio alla gestione della frana. Il confronto ha considerato possibili soluzioni di viabilità alternativa anche nel medio termine per evitare il continuo ricorso a improvvise chiusure della strada. Se mi permetti, sul fronte della cronaca, ma restando sempre in montagna, segnalo anche l'iniziativa dell'antitrust che ha messo la lente sugli ski pass, e cioè sul prezzo e sui canali di vendita, e ha avviato un'istruttoria nei confronti del Dolomiti Superski per presunta intesa contro la concorrenza. 12 sono i consorzi di zona che aderiscono a Dolomiti Superski. Tra questi, in provincia di Belluno, ci sono il consorzio Impianti a Fune di Cortina, San Vito, Auronzo Misurina, il consorzio Civetta, Alleghe e il consorzio Arabba Marmolada. Ieri i funzionari dell'autorità, con l'ausilio del nucleo antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni sia nella sede del Dolomiti Superski che dei consorzi di zona che vi aderiscono. Filippo, da Belluno è tutto, posso restituirti la linea. Grazie a Tiziana Bolognani in collegamento da Belluno per questi aggiornamenti. Con le vacanze estive e le persone fuori casa aumenta anche il fenomeno dei furti in abitazione. La Polizia di Stato ha stilato un vademecum dei comportamenti da adottare per evitare spiacevoli visite nel proprio appartamento. Inizia il periodo dell'anno che insieme al Natale porta fuori casa per le vacanze le persone. È proprio d'estate, a ridosso delle festività natalizie, infatti, che aumentano i furti in abitazione. Fenomeno che la polizia ha già cominciato a notare in lieve aumento rispetto ai mesi precedenti. Per questo periodo, infatti, la Polizia di Stato predisporrà un'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio volti a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, anche con l'impiego degli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Le assenze prolungate dalla propria abitazione per le vacanze estive espongono maggiormente al rischio di restare vittima di reati predatori. La Polizia di Stato anche nelle prossime settimane imprimerà il massimo impulso ai propri servizi di prevenzione e controllo del territorio volti a contrastare questo odioso fenomeno. Ma la prevenzione passa soprattutto da piccole accortezze che ognuno di noi può porre in essere, e il vademecum che abbiamo diffuso oggi va esattamente in questa direzione. Oltre al rafforzamento dei controlli è importante anche seguire alcuni accorgimenti. Per esempio tenere chiusa a chiave la porta anche se si è in casa, evitare di tenere con sé grosse somme di denaro, rinforzare i serramenti, installare allarmi e telecamere, mettere al sicuro il contatore dell'elettricità in modo che nessuno possa staccarlo, non aprire a sedicenti tecnici e non condividere sui propri social i momenti delle vacanze in diretta. Se al rientro si trova la porta aperta, evitare di entrare in casa e contattare le forze dell'ordine. Il ladro, infatti, potrebbe essere ancora dentro. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo.
Ben trovati in diretta con Focus TG, parliamo di lotta all'abbandono di rifiuti perché le fototrappole installate a Treviso hanno incastrato 3 persone. Si aggirano indisturbati di giorno o di notte, poco cambia, loro i loro sacchi colmi di immondizia. 3 persone sono state riprese dalle fototrappole, camere di videosorveglianza che la polizia locale ha installato in vari punti della città anche per contrastare fenomeni come l'ecovandalismo. Abbiamo dovuto procedere in questo modo, l'unico modo fondamentalmente per riuscire a individuare queste persone. In questo caso si è trattato di una serie di abbandoni fatti in centro città e anche nelle zone immediatamente limitrofe. Decisiva dunque l'installazione delle videocamere che hanno permesso di individuare un 33enne che per 2 volte in 10 giorni ha scaricato sacchi neri di rifiuti dal baule della sua auto vicino alla fermata del bus davanti alle scuole Don Milani di San Zeno. Sempre nella stessa zona, colto dagli occhi elettronici un anziano, mentre una donna è stata annotata abbandonare i rifiuti in piazza Giustinian Recanati. Continua dunque la lotta agli ecovandali e all'abbandono dei rifiuti. I 3 soggetti sono stati multati e ora si valuterà se esistono gli estremi per la denuncia. Si tratta di 3 persone diverse, di età, diciamo, di estrazione sociale anche diversa e questo evidentemente è il sintomo che il fenomeno deve essere accuratamente contrastato. Siamo intorno dai 45 in su, 45 anni in su. Tutti uomini? No, anche una donna. Una grandissima mancanza di rispetto nei confronti della città e dei cittadini. Ringrazio quindi Polizia Locale, ringrazio anche tutti quei cittadini che quotidianamente ci aiutano attraverso le segnalazioni ad individuare i responsabili di questi gesti di estrema maleducazione. Un nuovo collegamento tra San Vito di Cadore e Cortina potrebbe nascere dal basso grazie ad un comitato cittadino. A promuoverlo è l'ex sindaco di Valle di Cadore Matteo Toscani, che richiama un'esperienza simile vissuta anni fa con la chiusura della statale 51 Alemagna per la pericolosità di Palazzo Costantini. Una strada tra il lago di Mosigo e Piandalago alle porte di Cortina, la proposta rilanciata da Matteo Toscani, ex sindaco di Valle di Cadore, nelle giornate infernali causate dalla chiusura della statale 51 di Alemagna per la frana Dogana Vecchia in comune di San Vito. Una viabilità alternativa per migliorare la mobilità, un'opzione strategica in caso di emergenze o lavori lungo l'Alemagna. Inevitabile da parte mia andare con la memoria a 30 anni fa, 29 per la precisione, quando c'è stato un episodio diverso ma diciamo con molte similitudini. Allora infatti il Palazzo Costantini era pericolante, l'ANAS decretò in un pomeriggio inaspettatamente per certi versi la chiusura della statale e da lì nacquero tante cose, in primis le pressioni della popolazione e dei portatori di interessi per una rapida riapertura della statale, ma soprattutto per consentire una viabilità alternativa, soprattutto per i pendolari da e per Cortina. Un parallelo facile per la situazione che si sta vivendo oggi sulla 51, che è chiusa. Cortina è isolata dal resto del Cadore e le pressioni per trovare alternative sono forti. Io ho lanciato appunto su un social la proposta di consentire il bypass alla frana attraverso una viabilità in destra boite, viabilità esistente che andrebbe al più sistemata anche provvisoriamente e urgentemente, e ho colto un notevole riscontro. Riscontro social ovviamente, ma anche istituzionale, conferma Toscani, che ha lanciato l'istituzione di un comitato. Un comitato che non deve essere composto da persone messe lì a caso, ma deve essere composto da persone autorevoli e con molteplici esperienze. La nuova strada di proprietà delle regole, spiega Matteo Toscani, che passa in destra a Boito poco dopo il lago di Mosigo, conduce a Piandalago, periferia di Cortina, attualmente percorribile dai mezzi fuoristrada. Sistemata permetterebbe di alleggerire il traffico soprattutto nei mesi estivi e nei periodi di grande affluenza turistica. Un'idea che guarda al futuro ma parte da un'esperienza concreta del passato. Le Olimpiadi ormai possiamo dire imminenti costituiscono un valore aggiunto, nel senso che possono essere quella forza in più che consente una riapertura anche in deroga a certe regole, a certe cose, e quindi le Olimpiadi possono costituire il motivo per avere l'alternativa per l'Olimpiade stessa. A Padova si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini, sono state sistemate anche le 8 nuove panchine che riportano frasi e pensieri del patriota risorgimentale.
Con l'installazione delle 8 nuove panchine si conclude la riqualifica di Piazza Mazzini a Padova. È stata ampliata l'area pedonale e coperto con un manto nuovo la piazza, andando a eliminare il ghiaino che lo ricopriva precedentemente. È una piazza di popolo, una piazza anche a cui i padovani sono affezionati, ma anche una piazza che è crocevia di tanti luoghi, di tante direzioni. Abbiamo la stazione qui vicino, ci sono i giardini dell'Arena, c'è l'istituto di riposo per anziani, le sedi universitarie, insomma una vita intorno a questo luogo che, riqualificato, è uno spazio guadagnato per i padovani. Le panchine sono state progettate dall'architetto comunale Alberto Marescotti e sono decorate proprio con frasi di Giuseppe Mazzini, un design che fa da ponte tra passato e futuro e che permette una doppia seduta. Il disegno è un disegno che richiama la forma armonica in pratica di una panchina tradizionale, solo che c'è la possibilità di utilizzarla in tutti e due i sensi, nel senso che uno ci si può sedere sia normalmente che nel senso opposto, e c'è questo piano che può essere utilizzato per potersi appoggiare col computer, quindi essendo zona comunque di studenti e universitaria è una zona frequentata anche da ragazzi che possono utilizzarla anche per questo. La riqualifica passa anche attraverso il ricordo dell'opera di Mazzini, patriota risorgimentale, le cui idee sono ancora di stretta attualità. La libertà come capacità di scelta, non la libertà mia egoistica e a danno della libertà degli altri, così come la patria non è il territorio. Per Mazzini la patria è il luogo dove si esercita la cittadinanza e la nazione è l'insieme di tutti gli uomini e di tutti i cittadini, perché il fine ultimo, secondo Mazzini, era quello di arrivare all'umanità. Ed ora parliamo degli ibis eremita, che è una tra le specie di volatili più a rischio estinzione al mondo, ma 3 esemplari sono arrivati in Alta Padovana. Arriva da un nostro telespettatore appassionato della materia la segnalazione dell'arrivo da qualche giorno nel territorio dell'Alta Padovana di 3 rarissimi esemplari di giovani ibis eremita, uno degli uccelli più minacciati e rari al mondo del progetto europeo Life 20 Reason for Hope. Bentornato dunque ibis eremita, un esemplare addirittura di seconda generazione, figli dei figli che avevano imparato la rotta migratoria guidata da parte dell'uomo per la ricostruzione della memoria, partita dal lago di Costanza in Austria fino all'oasi WWF di Orbetello per passare l'inverno. Esemplari che sono costantemente monitorati perché dotati di trasmettitore GPS che invia la posizione a intervalli regolari ai ricercatori. Pertanto non vanno assolutamente disturbati ora che sono tornati a volare nei nostri cieli dopo 400 anni e che hanno scelto l'Alta Padovana per sostare. Le foto sono state scattate nei giorni scorsi a Gazzo Padovano da Dino Pianezzola. L'esemplare femmina zonca, ad esempio, che ha il GPS numero 801, ha percorso 1306 km dalla Germania all'Italia ed è stato poi raggiunto dai genitori. E 3 nuovi progetti proprio della provincia di Padova integrano il benessere animale con la sanità. Si intitola Ambiente e Salute a 4 zampe, il nuovo progetto della provincia di Padova finalizzato ad integrare tematiche ambientali e sanitarie con sempre più attenzione al benessere animale. Un progetto che prevede 3 azioni, un progetto dove ci sono molteplici istituzioni che si mettono a disposizione delle persone più fragili, e questo progetto prevede appunto 3 azioni, una di lezioni su educazione cinofile, quindi abbiamo avuto anche 5 enti locali, 5 comuni della provincia di Padova che hanno messo a disposizione delle sale gratuitamente per i propri cittadini e per i cittadini dei comuni limitrofi per fare delle lezioni di educazione cinofila. La seconda azione riguarda delle iniziative a favore delle persone più fragili, dove ci saranno delle persone disabili che soggiornano in determinate strutture che andranno a trovare queste associazioni che hanno gli animali di affezione e faranno delle lezioni in loco, mentre in strutture per anziani ci
ci saranno delle associazioni che hanno sempre animali di affezione e andranno in queste strutture per fare delle lezioni. E la terza azione, che è un'azione che è stata finanziata con fondi dell'amministrazione provinciale di Padova, che è quella della creazione di un bando per la realizzazione di aree sgambamento cani. 3 azioni importanti non solo per la salute degli animali, ma anche per quella degli umani. Gli animali portano amicizia, possibilità di relazioni, anche relazioni non soltanto intraspecifiche ma anche all'interno delle persone. Per esempio prima si pensava ai campi di sgambamento, no? Questi possono diventare veramente una modalità di aggregazione anche delle persone. Vengono quindi potenziati interventi come quelli di Serena e Gaia, una golden retriever di 3 anni. Noi facciamo interventi assistiti con gli animali, principalmente con i cani. Solitamente io lavoro con 2 cani, di cui uno adesso da quest'anno va in pensione, quindi continuerò con Gaia e un altro cuccioletto che arriverà. E andiamo in strutture principalmente anziani e bambini e ragazzi con autismo e svolgiamo attività alla fine di prevenire comportamenti problema piuttosto che incentivare la collaborazione e l'unione con l'animale e migliorare anche il tono umorale. 3 ori e un argento a Norimberga per le Gym & Cheer Titanium di Tezze sul Brenta. Le abbiamo incontrate. Bayern Cheer Masters di Norimberga, le atlete e gli atleti della Gym & Cheer Titanium di Tezze sul Brenta si aggiudicano 3 prime posizioni e un secondo posto, sbaragliando avversari da tutta Europa. Un traguardo importante che riempie d'orgoglio le protagoniste e la loro allenatrice, che ci mostrano con fierezza i trofei. Per me è stata la prima gara all'estero, sicuramente molta ansia nel salire, però neanche troppa, contenuta. Soddisfazione nell'uscire, tanto che ero felicissima, l'avrei voluta rifare subito, è stata molto bella. Emozioni tante, si diceva. Sì, allora le emozioni un pochino io le distingo tra prima e dopo la gara, perché durante l'esibizione l'adrenalina anestetizza tutto, quindi è impossibile provare delle emozioni concrete. Poi durante le premiazioni, quando ci siamo rese conto di quali traguardi avevamo raggiunto, penso che siamo diventate le persone più fiere di noi stesse e della nostra squadra al mondo, quindi assolutamente emozioni tutte positive e che ci aiutano anche a crescere nella nostra vita e come persone. Le gare non sono state tutte uguali. Esatto, per esempio io ho gareggiato in 2 discipline differenti, sempre nella famiglia del cheerleading in generale. Ho gareggiato in cheerleading e cheer dance. Il cheer dance si differenzia dal cheerleading soprattutto perché richiedono più skill come giri, cose più tendenti verso la danza, mentre il cheerleading appunto piramidi, lanci, acrobatica, show insomma. E adesso si pensa già al futuro. Esatto, io penso che in futuro riuscirò a imparare nuove skill e migliorare le mie prestazioni fisiche, ma sicuramente essere più sicura di me stessa, perché il cheerleading ti fa aumentare l'autostima e essere più consapevoli di quanto si riesce a fare. Fiera e dir poco di queste ragazze. Fierissima e orgogliosa di aver portato queste giovani atlete all'estero a gareggiare ancora una volta su un territorio comunque difficile in una delle patrie del cheerleading europeo, che è la Germania. Davvero brave, e ci hanno regalato un mini spettacolo che vogliamo condividere con voi telespettatrici e telespettatori. Bene, complimenti. Era questo tra l'altro l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, il telegiornale di Bassano del Grappa in onda in diretta a partire dalle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza e quindi questa sera l'appuntamento con il nostro talk show Focus. Ospiti di questa sera: Nicola Talmi, Laura Besio, Maurizio Conte, Vivian Moro, Giacomo Nilandi, Nicolò Sterle, Francesca Zaccariotto e Cristian Zara. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.